Salve, amanti di azzurre. Benvenuti a un'altra newsletter del nostro amato club. Prima di addentrarci nelle ultime notizie che stanno facendo scalpore, non dimenticate di lasciare il vostro like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nulla. Passiamo subito alle ultime notizie. Oggi vi segnaliamo un talento emergente del Sud America che ha attirato l'attenzione di grandi club europei, tra cui il nostro Napoli. Stiamo parlando di Kevin Zenon, centrocampista classe 2001, attualmente protagonista del Boca Juniors e già diventato un pilastro importante della squadra tanto amata da Diego Armando Maradona. Fin da giovanissimo, Zenon ha mostrato un talento eccezionale a centrocampo, che lo ha portato rapidamente a primeggiare nel calcio argentino. Inizia la sua carriera professionale nell'Unión Santa Fe, dove gioca a 113 partite e segna 6 gol. Le sue impressionanti prestazioni all'Unión Santa Fe hanno portato il Boca Juniors ad acquistarlo per circa 3,5 milioni di dollari. A soli 23 anni, Zenon ha già suscitato l'interesse di diversi club europei. Club di Premier League come Newcastle, Tottenham e Brighton hanno tenuto d'occhio le sue capacità, così come Napoli e Lione. Zenon ha recentemente rappresentato l'Argentina alle Olimpiadi di Parigi, dove ha giocato al fianco di stelle come Julian Alvarez e Nicolas Otamendi. Nonostante l'eliminazione ai quarti di finale contro la Francia, Zenon è riuscito a distinguersi con un assist in tutte e 4 le partite del torneo. Si sono registrate anche le prime mosse di club come Manchester United e Liverpool, il che indica che la concorrenza per l'acquisto di Zenon sarà agguerrita. Si stima che qualsiasi club interessato dovrà sborsare almeno 20 milioni di euro per assicurarsi i suoi servizi. Si tratta di una cifra considerevole, ma viste le capacità e il potenziale del giocatore, molti ritengono che valga la pena di investire. Per il Napoli, l'arrivo di un giocatore come Zenon potrebbe rappresentare un rinforzo significativo per il centrocampo, soprattutto grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse posizioni in campo. La sua gioventù e la sua energia sarebbero un ottimo complemento alla strategia del club di costruire una squadra forte e resistente per il futuro. E voi, tifosi del Milan, cosa ne pensate della possibilità di vedere un talento come Kevin Zenon in Serie A? Sarebbe un buon acquisto per il nostro club rivale o sperate che vada altrove? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e discutiamo delle possibili mosse di mercato. Non perdetevi i prossimi aggiornamenti.